Allora, martedì è stato inaugurato ufficialmente l'anno santo, il Giubileo della Misericordia, questo giubileo straordinario voluto da Papa Francesco. La Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario, non dico è buono per la Chiesa questo momento straordinario, dico la Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario. Del Giubileo di Papa Francesco e di tutto quello che ci sta attorno, ne parliamo questa sera a TV7 Match, dopo la sigla. Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Allora, l'anno santo, il Giubileo della Misericordia, questo lungo anno che è voluto, come ho detto prima della sigla, da Papa Bergoglio, da Papa Francesco, un giubileo che si inserisce, si presenta in questi giorni in un momento sicuramente particolare per la nostra storia, per la nostra società, i problemi della sicurezza, ma anche i problemi sociali, una crisi lunga che ha sicuramente messo in difficoltà i nostri stati, i nostri paesi, il problema delle banche in questi ultimi giorni, gli scandali che hanno interessato la politica, ma anche lo stesso Vaticano. Dunque un giubileo di cui, appunto, questo giubileo, come diceva Papa Francesco, di cui la Chiesa ha bisogno. Ne parliamo stasera in questa nostra puntata. Vi presento gli ospiti. Abbiamo alla mia sinistra Settimo Gottardo, ex sindaco di Padova. Buonasera Gottardo, grazie di essere ritornato qua nei nostri studi come ospite. Il professor Gustavo Guizzardi, sociologo all'Università di Padova. Buonasera professore, grazie di essere qui con noi. Don Dino Pistolato, vicario episcopale della Diocesi di Venezia. Buonasera Don Dino, grazie di essere qua anche lei. Il nostro editore Ermanno Casen, buonasera. Al suo fianco Franca Longo degli Stati Generali delle Donne del Veneto, buonasera. Buonasera. E grazie di essere qua. E poi Fausto Fanelli, segretario regionale del COISP, il sindacato di polizia del Veneto. Buonasera Fausto, buonasera, grazie buonasera anche a te di essere qua. Allora avrete capito anche dagli ospiti che abbiamo in studio che cercheremo di affrontare vari argomenti collegati a questo anno santo, a questo giubileo, ma Don Dino, torniamo a spiegare che cos'è il Giubileo, che cos'è un anno santo, e questo poi tra l'altro un anno santo particolare perché è un Giubileo straordinario. Sì, nella grande tradizione che si rifà ancora alla tradizione ebraica, il Giubileo nella tradizione ebraica era il momento nel quale venivano restituite le terre che si erano prese o comprate nei 50 anni precedenti, veniva liberati gli schiavi, venivano ricreate quelle condizioni di socialità e di vita dove si ritrovava quella dimensione di giustizia che lungo i 50 anni precedenti invece era venuta a mancare. Volto diverso diventa il Giubileo straordinario perché è chiaro che c'è una volontà di sottolineare un tema in modo particolare perché si ritiene che in quel momento storico il tema come quello che abbiamo appena iniziato della misericordia sia un tema che sia necessario richiamare e riporlo all'attenzione di tutta la cristianità. Ecco, Papa Francesco ha detto proprio un giubileo di cui la Chiesa ha bisogno. E dice, non dico che è buono. Sì, dice, bisogna intendere perché è un po' ambigua l'espressione, dico, cioè ha bisogno della misericordia, non quanto del giubileo in sé, cioè ha bisogno di un tempo, ed ecco allora la straordinarietà del giubileo, nella quale la Chiesa si fermi a riflettere su ciò che vuol dire misericordia, sapendo anche tutta la situazione il lavoro che sta svolgendo il Santo Padre, dico, di chiarificazione, di pulizia, come qualcuno la vuol chiamare, comunque di ricollocare quell'ordine che è venuto meno
che era già stato denunciato dal suo predecessore per ben 4 volte. Papa Ratzinger aveva detto il problema è ad intra e non ad extra ecclesia. Dico, quindi da questo punto di vista ecco che Papa Francesco lo sta applicando, ma non come una logica di una vendetta, ma come una logica di misericordia. Di misericordia, misericordia. Gottardo, allora, un giubileo, dicevo, che si presenta in un momento assolutamente particolare, sono tanti gli aspetti che sono collegati a questo momento, li ho elencati prima, il problema degli scandali, il problema della sicurezza, il problema forse anche di una disaffezione. No, è una cosa molto importante, anche molto interessante, che ruota attorno a questa iniziativa del Giubileo. Essenzialmente, secondo la mia sensibilità, ecco, non intendo dare nessuna affermazione assiomatica, è una situazione sociale a livello mondiale particolare. Prima, il Papa ha rifiutato di dare il crisma di lotta di civiltà o peggio di lotta di religione ai conflitti mondiali attualmente in corso. Quindi un'affermazione molto precisa e molto netta, soprattutto rispetto al mondo musulmano. Quei conflitti che abbiamo li vediamo quotidianamente alla porta di casa nostra, dalla Siria, dalla Libia, all'Iraq. Quindi un giubileo dedicato alla misericordia in una situazione di sconvolgimento degli equilibri internazionali, di grandi conflitti religiosi, di grandi conflitti politici e culturali, a cui il Papa però dice no, la fede si tira indietro, prevale la misericordia, la battaglia non è una battaglia di tipo religioso né di tipo di civiltà, è una questione di potere politico su cui bisogna affrontare con la ragione della mediazione politica. Quindi io lo vedo dal punto di vista politico e non da quello religioso, perché questo è il mio compito. Quindi è un'affermazione precisa di intervento nei conflitti umani in termini di ragione. In termini di moderazione. Che poi questa cosa abbia successo o meno, lo vedremo. Che questa cosa abbia delle difficoltà, che questo messaggio umanitario che prevale, dove prevale la misericordia, per esempio sulla penitenza, abbia fino in fondo effetto, non lo so, lo vedremo. Certo vedo anche dei segnali, però che bisogna stare sempre attenti a valutare. Non c'è questo accorrere numeroso di masse come eravamo stati abituati a vedere per il passato. E questo ritengo non solo perché il Giubileo è molto dislocato, solo nella mia chiesa locale di Padova ci sono 3 porte sante più una quarta nel carcere, quindi c'è un certo decentramento. Ma io non credo che sia... dalla Santa Sede addirittura dicono appunto che non hanno idea di quante saranno. No. Ma mi pare bello, buono questa roba qui. Cioè, lo dice la bolla di indizione, cioè non è che è sorto dopo. La bolla di indizione dice che l'anno santo sia vissuto nelle chiese diocesane particolari. Quindi, però questo, quando quindi si dice che non c'è questo movimento di massa, come eravamo abituati a vedere nelle grandi iniziative religiose attorno al Papa, è dovuto certamente anche a questo fenomeno qui, ma non solo, secondo me. È dovuto anche al problema della insicurezza, degli attentati. Io sono stato anche un po' disturbato dall'eccesso di insistere. C'è chi dice che se ne è parlato troppo alla fine. La cosa mi ha anche un po' disturbato, se devo essere sincero. Però, insomma, certo anche questo ha influito. Però credo che sia in atto anche un cambiamento più profondo nel comportamento religioso, nel comportamento delle masse popolari, chiamiamole così, con un linguaggio piuttosto spicciolo, che va approfondito e ritengo che dovremmo approfondire. Io stesso cercherò almeno di approfondirlo un po' più avanti. Ecco, volevo far intervenire anche il professor Guizzardi. Lei da sociologo come vede quanto ha detto adesso Gottardo?
vedo che ci sono molte novità in questa ipotesi attuale. Una è quella di fare che si possa fare nelle chiese diocesane e molto molto diffuso nel territorio, è una estrema novità. E indicherebbe che per un verso la Chiesa è diffusa dappertutto. Non occorre andare in un posto unico per trovare lì dove si può vivere il messaggio. E il punto centrale dovrebbe essere questo: è accessibile dunque a tutti questo modo di vivere. Adesso quale sia bisognerà vedere il contenuto, ma come impostazione è un qualcosa che deve essere alla portata di tutti, anche dei non credenti o anche di quelli che poco credono o che credono in un modo non completamente ortodosso. E questo è una novità, mi sembra, perché nel discorso dell'apertura a Roma, il Papa ha detto una cosa importante. Ha detto: guardate che questo è anche i 50 anni dal Concilio e perciò noi dobbiamo continuare il Concilio. Probabilmente era stato in qualche modo sospeso, ma insomma andare in quella linea. E a me ha colpito un'idea che ha detto sul significato della porta. Il giubileo sarebbe anche passare attraverso la porta, dall'esterno entrare nel luogo sacro. Ha proposto invece che sia l'ipotesi contraria, o anche quella contraria, che quelli che sono dentro al luogo sacro escano, per cui questa porta è una porta in cui si entra, ma la proposta è: dove si è e dove si va? Sembrerebbe che siamo fuori e dobbiamo entrare, e questo è quello che abbiamo visto a Roma. Certo, tutti entrano. Certo. Ma lui ha anche proposto: guardate che invece anche è che noi siamo dentro e dobbiamo uscire, per cui è una porta che ha due significati, e questo è importante, mi sembra, come messaggio che è stato dato. Certo, certo. Franca Longo, allora, è un giubileo, una cerimonia. Noi infatti abbiamo iniziato questa nostra puntata con un titolo un po' provocatorio: C'era una volta Eva, perché in tutto questo rinnovamento, in tutte queste novità, però la donna resta sempre in secondo piano. Il termine di misericordia è estremamente profondo e coinvolge tutte le persone, uomini e donne. Certo. C'è però da dire che indipendentemente del numero che ha partecipato nella giornata d'apertura, si deve comunque registrare uno scolamento tra quello che è stato un insieme della gerarchia e la grandezza del messaggio cristiano, che Papa Francesco sta tentando di recuperare, perché si era realmente smarrito questo. E in particolare ho visto Papa Francesco, e io devo dire che mi piace come persona, e lo dico laicamente, perché senz'altro la misericordia è un grandissimo messaggio, però sta cercando di porre al centro di tutta la questione la persona, qualsiasi tipo di persona e qualsiasi persona di qualsiasi tipo di religione. Tant'è vero che l'azione coraggiosa che ha fatto in Africa di andare a pregare in una moschea è rivoluzionaria, e gli abbracci che ha fatto anche con i capi religiosi, diciamo, dell'ebraismo a Roma 2 anni fa, con l'esponente mufti musulmano, è sempre stato in questo percorso di dialogo e di cercare di creare i presupposti più grandi, dove si deve valutare appieno il messaggio della portata della religione.
Oggi io noto, e lo dico, ripeto, laicamente, che non riesce a veicolare l'esigenza di risposta di tutti i grandi bisogni nuovi che si sono presentati nella società. La crisi ha indubbiamente esasperato delle situazioni per cui non si dà neanche più risposta ai bisogni primari delle persone. Il Papa, poveretto, lui ci ha anche provato le docce per le persone, le mense, la carità che sta facendo in una maniera anche quasi privata, però diciamo così che sono quelle azioni non visibili che dovrebbero anche dare dei segnali importanti per tutto quello che era l'apparato ecclesiale, che si era veramente distanziato. Cioè io non posso pensare che un cardinale abbia la macchina blindata da 100.000 euro e che un altro cardinale si faccia l'attico da 700.000 euro e che l'altro cardinale faccia fallire determinate compagnie. Cioè queste sono proprio cose drammatiche per la Chiesa e che spingono verso uno scolamento. Ora, noi se osserviamo la tipologia delle persone che e sarebbe interessante fare anche questa valutazione, che tipologie di persone afferiscono a queste porte sante? Sono i giovani, sono le donne, sono gli anziani? Che cosa si attende da questo concetto di misericordia? Quindi è molto, molto importante questo momento proprio come riflessione. Ma la cosa più importante che bisogna sempre tenere presente, che deve coinvolgere anche la politica, è il concetto del rispetto della dignità e della giustizia, che in una maniera prepotente questo Papa l'ha posto al centro. Però vedo grandissima difficoltà a rispondere, di trovare delle risposte adeguate da parte della politica, sia nazionale che europea, lasciando da parte le guerre. L'individuo sta sparendo in tutte le dimensioni, tutte le decisioni vengono prese dai vertici, le persone sono scomparse. Quindi come collegare il concetto di misericordia e di dignità alla scomparsa dell'individuo, alla gerarchizzazione delle decisioni? Questo è un problema sul quale siamo coinvolti tutti. Certo. Professor Casen, vuole provare lei a rispondere al quesito che ha posto Franca Longo, che poi nella realtà dei fatti è un po' una situazione che si sta vivendo appunto non solo per quanto riguarda appunto i vertici religiosi, ma ormai da tempo nella politica. Ricordiamo che in Francia non più tardi di una settimana fa sono andati a votare e ha votato il 50% degli aventi diritto, quindi questo è un aspetto fenomeno che diverso. andrebbe di cui bisognerebbe parlarne a lungo, perché non si può risolvere la tendenza della politica attuale che la gente non vada a votare, perché gioca molto ai partiti. Quindi se è un partito forte, conto sui miei... certo, su quello che viene chiamato lo zoccolo duro, no? Esatto, lo zoccolo duro, quindi tutta la parte della gente che è incerta e che tende a votare, a decidere all'ultimo momento. Addirittura si calcola che un 20% dal momento in cui esce di casa, monta in macchina per andare a votare, cambia idea. In quel momento prende la decisione. Quindi non è una decisione come una volta che era legata a ideologie piuttosto che a convincimenti. Allora in questo momento che abbiamo un plafond che è molto magmatico, su cui non posso contare, preferisco che non vada a votare. E allora questo è il risultato per cui il fenomeno francese, non è che i francesi hanno votato a destra, ci sono dei francesi che sono schifati dalla politica francese, ma fatta da Sarkozy e fatta da Hollande, ma questo esce fuori, esula dalla trasmissione. Quello che io non posso risolvere i problemi, posso dare una mia interpretazione. Quello che mi meraviglia moltissimo, pensavo che avessimo superato uno scoglio che è diciamo millenario della Chiesa, è quello nei rapporti con la donna. La donna non c'è in questo giubileo, nonostante sia stato fatto proprio nella ricorrenza dell'8 dicembre, che è la Madonna Immacolata, è la Madonna
E in quel momento io avrei, giustamente, seguiamo quello che è la tradizione ecclesiastica, che ci sia il Papa che apre la Porta Santa, ma io mi ricordo quando ho visto il primo giubileo, 1950, io ho visto che con lo scalpello incideva il muro, perché una volta non c'era la porta, no? C'era il muro e si buttava giù il muro, perché erano muri che stavano lì 50 anni o 25 anni. Poi alla fine del giubileo venivano chiuse venivano di nuovo, richiusi, si veniva murata di nuovo la porta e non si passava più. Quello che non è comparsa nella, diciamo, scenografia e nel rito della porta è comparsa una figura femminile. Perché è vero che la figura femminile a livello così subliminale c'era quella della Madonna, ma non c'era la donna. Ed è il grosso conflitto che la Chiesa ha ormai da migliaia di anni, dove la donna non ha poteri paritetici, non tanto quello di esercitare il rito, piuttosto di essere considerata a pari dell'uomo. E questo naturalmente nasce da tradizioni antichissime che oggi dovrebbero essere decisamente superate. Dondino voleva magari prima di far intervenire Fanelli. Allora, a parte che vedremo, perché speriamo di vedere la donna ci sono prossimamente. alcuni alcuni atti che verranno compiuti durante questo giubileo, vi dicendo, proprio dove riporrà al centro alcune donne, alcune figure di donne di cui dice. Ma sì, allora, che la donna non ci sia, dico, faccio un po' fatica ad avere un giudizio così, così drastico, dico, credo, allora, mi viene in mente Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, che per 2 anni consecutivi, nella lettera del Giovedì Santo, che era dedicata ai sacerdoti, ordinariamente lui l'ha scritto sulle donne invece, no? Ha scritto per 2 anni consecutivi una lettera sulla genialità della donna, ha scritto la Muliere Dignitate, ma ha scritto, cioè, ora, avere queste affermazioni così perentorie di una certezza di una donna che non ci sia, dico io, sarei estremamente prudente, ma perché poi il mondo è estremamente variegato e quindi Roma non è la Chiesa, no? Il Papa lo dice in tutte le lingue e non è quella che dà il là, dico, da questo punto di vista. Quindi credo che poi ci sono anche fiori di studi di sociologhe laiche, dicendo, insomma, che per esempio non è che sia d'accordo che la donna deve essere la fotocopia del maschio, neanche fosse bello il maschio poi per giunta nel suo modo di governare le cose, che abbia fatto qualcosa di geniale. Se dobbiamo ripetere gli stessi errori, duplicarli a 2, siamo proprio miopi o forse alle volte sciocchi da questo punto di vista. E viceversa, credo che ci sia la capacità del saper collocare la diversità e la peculiarità. Dico, nella diversità c'è una peculiarità. Ma cito la Chiesa anglicana, la Chiesa bassa, che ha dato il sacerdozio alle donne, oltre ad avere uno scisma, quello è un altro paio di maniche, dico, ma non è che ha avuto questo esploit dal punto di vista né di vocazioni né di risultati, quindi una situazione che è una bandiera degli anni 70 che mi sta alle spalle ma non mi sta davanti. Ma non vedo un nesso tra quello che dicevo io e quello che sta dicendo lei. Nella cerimonia di apertura della Porta Santa, se assieme al primo Papa e successivamente il secondo compariva una figura femminile, no? Che bisogna mettere una figura femminile per dire che la donna conta, cioè, certo. Come la metto sui cartelli di pubblicità, la metto anche da il Papa. No, è un metodo che non sta dicendo è l'esclusione. Ma non è un'esclusione. Perché purtroppo è sempre una questione di eccessivo maschilismo della religione cristiana, che non era così. Perché nel Vangelo l'apertura della donna, che a quell'epoca anche nell'impero romano veniva declassata, viene rivitalizzata e viene portata. E poi c'è tutta una forma di declassamento dalla società e soprattutto dalla religione cristiana della donna e arriviamo fino ad oggi. Poi che ci sia qualche tentativo da parte di qualche Papa, di qualche
cardinale di cercare di recuperare questa figura femminile, ma di oggi, oggi in questo momento non è... Però, professore, prego. La prima canonizzazione che fa il Papa, non voglio togliere lo spazio al Monsignore, è proprio una donna, e sarà Madre Teresa di Calcutta. La canonizzazione simbolo del Giubileo sarà Madre Teresa di Calcutta, quindi non credo che sia casuale, cioè è proprio una scelta. La donna e nei mass media manca nel rito. Sì, questo è vero che manca nel rito, ma questo però non è che si assente l'idea di donna. E direi che la Chiesa è un po' prudente, perché nei Vatilix di questi giorni, quello lì dei giornalisti che sono stati incriminati dei documenti, c'è una donna che dà scandalo un po', ecco, che la povera PR, la Ciacui, per cui no, se posso scusate, dirlo, ma questo non ha un ruolo, non ha il sacerdote abbia normalmente due grossi problemi. Però mass mediati così. La gestione del denaro e il rapporto con le donne, questo ormai è storico, no? Sì. Sì, forse non è una novità, no? Quindi sono sempre un po' sprovveduti nel cercare l'altra figura, la figura femminile, come collaboratrice, e bisognerebbe cambiare proprio e dare un segno che la donna ha la sua importanza. Sì, allora, quello che io vedo, che io in una maniera proprio, non volevo togliere la parola. No, adesso con Fanelli abbiamo modo di... Ok, allora, quello che appare in una maniera eclatante è il concetto di visione della donna. La visione della donna da un punto di vista così religioso ha una determinata connotazione. La donna invece non è soltanto la mamma, la moglie, dentro una cornice specifica di relazione matrimoniale. È una donna che vive la società di oggi, ha difficoltà a esprimersi perché non ci sono gli strumenti, non li trova in nessun posto. Nella politica, per esempio, non li trova. Io sono convintissima che voi non riuscite a trovare donne che vengono nelle trasmissioni televisive. Abbiamo sempre molta difficoltà. Perché a loro non importa più, perché vogliono andare nella concretezza delle cose. Da un punto di vista religioso, sono convinte, educano i figli, li battezzano, anche sì, anche no. Cioè, noi vediamo un calo, a prescindere dal calo delle nascite, un calo importante anche dei battesimi. Un taglio netto dei matrimoni celebrati in chiesa, una scelta di modelli di vita che non sono più confacenti al modo stretto in cui è stato collocato. Probabilmente il Papa Francesco ha sentito anche questo pericolo incombente, cioè questo allontanamento, questa incapacità di dialogare con le trasformazioni in atto che sono molto veloci. Beh, è un Papa che sicuramente è sceso, o comunque cerca di scendere tra la gente. Mentre prima parlavo a proposito di gerarchia della Chiesa, che è ancora inscattolata. Quindi le donne si sono stancate che qualcuno le interpreti e che nei tavoli decisionali qualcuno medi la loro voce. Non lo sopportano più. Le donne vogliono esserci, dire la loro in qualsiasi tipo di aspetto della loro vita, compreso quello religioso, e ci saranno anche molte donne impegnate nella teologia, nella visione, nell'interpretazione del Vangelo, cercando di portare il loro contributo, ma non si vedono, non le sentiamo. Non hanno un ruolo, hanno voce. Non viene dato un ruolo alla donna. Quindi la rappresentazione a cui faceva riferimento il professor Casen, di essere lì come figura, non era la figura della pubblicità per dire c'è una donna, ma per rappresentare il mondo che c'era dietro quel tipo di figura, e questo è completamente assente. L'assenza di queste modalità nuove di dare voce alle donne in tutte le loro sfumature, che non è soltanto il ruolo, la donna oggi non vuole più assolvere in via esclusiva il ruolo di madre o il ruolo di moglie, è un ambiente di carattere privato. La donna vuole esercitare un ruolo di carattere privato, di avere gli strumenti per esercitarlo, perché oggi non ci sono manco quelli, perché la società è cambiata, ma di poter anche partecipare alla vita pubblica.
Questo è un problema enorme, perché le gerarchie strette politiche e religiose non prevedono questo, sono categorie chiuse, creano delle catene per cui a un certo punto inserire le donne con la loro visione del mondo diventa una cosa difficilissima. Noi non sappiamo le donne che visione hanno del mondo, noi sappiamo la visione degli uomini in una maniera aggressiva, in una maniera estremamente competitiva, che non sono i modi, le visioni delle donne. Quindi dove c'è una competizione esasperata non vediamo donne, dove ci sono delle gerarchie chiusissime non ci sono donne, vediamo tentativi di interpretare da parte di uomini di quello che vorrebbero le donne, e praticamente noi non ci siamo mai. Ecco che siccome devono risolvere dei problemi di carattere pratico quotidiano, le donne non possono che rispondere alla quotidianità che è impellente tutti i giorni, non hanno tempo, non vogliono più perdere tempo a partecipare alle trasmissioni televisive quando dopo non si risolve niente, fanno dei convegni, non si risolve niente. È più di 20 anni che la stiamo girando, quindi ecco che c'è un problema di cercare di portare la voce delle donne. Quindi o le donne vengono ascoltate a tutti i livelli e si creano i presupposti di una maggiore partecipazione, altrimenti ci stiamo girando attorno. Certo. Fanelli, nella polizia le donne ci sono. Sì, grazie a Dio. Ci sono, hanno un ruolo importantissimo, importante, tale e quale quelle degli uomini. Anche lì l'ingresso non è stato semplice, è stato graduale. Ma sì, la storia della Polizia di Stato, delle forze di polizia civile, credo che siano una viva rappresentazione di quello che sta dicendo la signora. Sono entrate con grande difficoltà, ovviamente sono entrate dentro un ambiente prettamente maschilista, molto maschilista, più che maschile, dove c'era una grossa problematica nel concepire che la donna potesse indossare, come dire, efficacemente la divisa, no? Efficacemente, più che funzionalmente. E invece in progresso di tempo, in corso di anni, abbiamo dimostrato e hanno dimostrato loro in campo che sono assolutamente all'altezza di poi espletare questo tipo di funzione. Tant'è vero che sono entrati nell'esercito, il più grande esercito del mondo, che è quello degli Stati Uniti d'America, ha al suo interno, anche nei reparti di altissimo pregio, di grande operatività, la presenza delle donne, e sono assolutamente, come dire, indispensabile oggi come oggi anche a espletare queste delicate funzioni di sicurezza, di ordine pubblico e di tutela del territorio. Allora, Fanelli, veniamo anche alla questione sicurezza, perché questo è un giubileo che è sicuramente segnato da questo problema, il problema della sicurezza, tanto che addirittura dopo i tragici fatti del 13 di novembre c'era anche chi aveva avanzato la proposta di dire non lo facciamo. Allora Fanelli, la domanda è difficile, sono arrivati più uomini, però ricordiamo che proprio a Venezia, ad esempio, alcune manifestazioni sono state sospese, ad esempio, non sono state effettuate. Qual è la situazione? Siccome ti conosco, so già anche quale sarà la risposta, però insomma cerchiamo un pochino di spiegare. Allora, indubbiamente che l'Italia è uno Stato, una nazione che ha delle efficienti forze di polizia. In campo viene messo forse anche il meglio di quello che può la sicurezza europea. Abbiamo ben poco da imparare da altri. Noi anche perché l'Italia ha una storia alle spalle, rispetto magari ad altri paesi che non hanno vissuto gli anni che abbiamo vissuto noi, tragici. Quindi siamo, come dire, noi abbiamo gli anticorpi per poter far fronte anche a situazioni emergenziali. Certo, il problema terroristico che si presenta oggi ha delle connotazioni un po' diverse, anomale, ignote per certi punti di vista, poco prevedibili, ma noi abbiamo passato una guerra civile, abbiamo passato gli anni di piombo tragici, con conflitti che passavano dall'estrema sinistra all'estrema destra, vari tipi di motti
secessionisti, anche violenti, insomma l'Italia ha avuto, come dire, già passate. ha una struttura sia giuridica, sia operativa, sia funzionale, ecco, che può rispondere adeguatamente. Non siamo impreparati, questo è sicuro. C'è stata un'enfatizzazione, alcuni dicono se ne è parlato troppo, si è creato questo clima di grande... No, parlarne credo che sia stata la cosa più corretta, perché le forze di polizia e i telespettatori che ci seguono lo sanno bene, non può esistere una polizia efficiente, efficace, se non c'è una collaborazione col cittadino. Quindi il cittadino maggiormente viene informato di come può essere il pericolo, okay? Saperlo individuare, e maggiore sono le probabilità di dare una immediata risposta, no? al problema. Questo connubio, questa funzionalità che c'è tra polizia, forze dell'ordine e cittadino non può venire meno. Poi dopo può cadere una sindrome, la eccessiva informazione può creare delle fobie, può creare delle, come dire, eccessive paure. Poi io mi riappello a quello che ha detto Papa Francesco, suo straordinario Papa, che ha detto non cadiamo nella paura. Lo dico, io come appartenente alle forze di polizia, al sindacato COISP, mi riallaccio a quello che dice Papa Francesco, io lo rinvito e dico non abbiate paura, perché cadere nella paura significa fare il gioco del terrorista, cioè colui che deve buttare, inseminare il terrore tra la popolazione. Questa è l'unica cosa un errore che non possiamo permetterci di fare, sia i cittadini, sia le istituzioni e sia anche le forze di polizia in campo. Certo, però è certo che con un giubileo così diffuso nel territorio abbiamo visto, questo dopo, è il problema. Dopo sentiremo, ecco, anche sicuramente questa è la difficoltà nostra del controllo. Struttura e l'architettura che sta alla base delle forze di polizia. Poi ci sono delle critiche da fare, delle critiche perché nell'ambito di quelle che stavano i ragionamenti che stava facendo la signora prima, quello della caratteristica della gerarchicizzazione, dell'aspetto decisionale che non è solo esclusivamente di carattere sessista in alcuni settori. Da noi diventa per esempio un problema di carattere politico che va messo in mano probabilmente anche a delle persone incompetenti che vogliono trattare di sicurezza quando probabilmente non capiscono nulla di sicurezza, che fanno propaganda ancor più che essere dei corretti amministratori della cosa pubblica. Noi abbiamo delle criticità che vanno affrontate con ragionevolezza, senza fare finta che non esistano, di negare l'esistenza di punti di criticità. Il ragionamento, il dialogo, la condivisione, il discuterne è anche quello di analizzare un problema per risolverlo. Quello che è avvenuto l'altro giorno, colgo l'occasione, se me lo permetti, di esprimere un vero e proprio sentimento di solidarietà e di vicinanza di fronte a quel sindacalista del sindacato autonomo di Roma, del sindacato autonomo di polizia di Roma, che ha fatto una specifica denuncia, indipendentemente forse dalla modalità, ma dire che sia stato falso, credo che veramente sia un fatto grave. E ancora più grave è il fatto che questo collega, nella libertà della sua funzione di sindacalista, sia stato anche sospeso dal servizio. Ora, se dobbiamo sospendere dal servizio le persone che raccontano balle e bugie, io penso che i primi in Italia dovrebbero essere i nostri amministratori, partendo proprio da quelli che sono al vertice del Ministero dell'Interno, che aveva promesso che ci sarebbero state 80 euro di aumento stipendiale, e anche questo sembra che sia stata una bufala. Parlano di grandi sblocchi di assunzione, professore, no? Ne parlavamo anche la volta precedente, nella trasmissione precedente, vendono alla gente dei proclami, dicono ci saranno 2500 assunzioni, quando omettono scientemente e vergognosamente di dire che ci saranno 5000 pensionamenti. Questa è la persona che per me dovrebbe essere sospesa e mandata a casa, perché non è onesta, non rispetta la lealtà, la fedeltà nei confronti del cittadino. E credo che qui, insomma, arriviamo a dire che
certe questioni di appalti discutibili, certe discussioni di carenze di organico, la mancanza di coordinamento, che poi spiegherò per non portare via il tempo per gli altri autorevoli interventi. Dobbiamo andare in pubblicità. Allora coglierò l'occasione per spiegare dopo quali sono i punti di criticità. Va bene, la criticità nel sistema di sicurezza ne parleremo dopo. Andiamo un attimo in pubblicità, ma torniamo subito, a tra poco.